Manca l'ufficialità, ma la sua corsa alle primarie nell'ambito della coalizione Agrigento 2020 sembra ormai cosa fatta. Alessio Lattuca, salvo clamorose decisioni, sarà così il quinto candidato. Alle spalle del direttore di Confimpresa nessuna forza politica che fa parte dello schieramento. La sua presenza andrà ad ampliare l'offerta formalizzata appena ieri. Noi siamo per la democrazia partecipata, ecco perché non chiudiamo le porte a nessuno, sono le parole del segretario provinciale del Partito Democratico Giuseppe Zambito. Gli altri 4 candidati sono Epifanio Bellini, espressione del PD, Peppe Vita, appoggiato dall'associazione Agrigento Città Normale, e poi l'attuale presidente dell'Acragas Silvia Alessi e Piero Marchetta, ex MPA, già amministratore comunale e provinciale, entrambi sostenuti in tandem da PDR Voce Siciliana di Michele Cimino e Patto per il Territorio Forza Italia di Riccardo Gallo. Le primarie saranno celebrate domenica 22 marzo, urne aperte dalle ore 8 alle ore 20, poi lo spoglio delle schede. C'è già chi parla di voto organizzato e di rischio inquinamento. Zambito prova a scoraggiare il progetto di eventuali furbetti. Ogni cittadino che verrà ai seggi, spiega il segretario del PD agrigentino, dovrà firmare un documento nel quale dichiara di condividere le idee della coalizione. L'elenco di questi nomi, assicura Zambito, sarà reso pubblico alla fine delle primarie e ognuno potrà così verificare la presenza o meno di soggetti anomali. Vedremo cosa accadrà il 23 marzo, il giorno dopo l'esito dello scrutinio. Le polemiche certamente, possiamo scommetterci, non mancheranno. E poi c'è un altro tema: chi perderà le primarie cosa farà? Resterà fedele alla coalizione? Un patto che abbiamo siglato e che sicuramente verrà tenuto in considerazione nell'ipotesi di una candidatura di chiunque possa essere il vincitore di queste primarie. Questo è un fatto che è naturale ed è giusto che sia così. Per quanto mi riguarda, io rimango sempre coerente con quella scelta amministrativa che feci nel 2012, quando ero appunto dentro questo schieramento che anche oggi si propone, per cui io rimango coerente nelle posizioni del 2012 e per me nulla è cambiato. Che sfida sarà? E sarà una sfida sicuramente difficile, ma ritengo esaltante, perché c'è una parte di città e finalmente vuole tornare a essere protagonista. Attraverso questo tavolo potrà scegliere la migliore candidatura, la migliore figura per essere rappresentata. Io ritengo ci siano tutti i profili per coinvolgere veramente la città. Una bella sfida, perché è una bella partita che si gioca molto lealmente all'interno di una coalizione che comunque rappresenta al suo tavolo delle diversità che sono poi una ricchezza all'interno della quale ciascuno potrà trovare una collocazione. Abbiamo delle idee differenti che metteremo sul tavolo. In maniera molto serena ci confronteremo con noi per dare alla città il migliore candidato possibile.